Se non fossi in Parlamento direi caro Silvio, glielo direi proprio da allievo attento che ha ascoltato con attenzione la sua lezione. Non so se lei l'aveva già letto prima, quella che ci ha letto in aula, ma glielo riassumo in pochissime battute. Lei ha detto, pensi, la crisi globale c'è, ma l'Italia sta bene. Lei ha detto che in Italia la ricchezza delle famiglie è maggiore e migliore che in altri paesi. Lei ha detto che in Italia le imprese si trovano in uno stato di solidità e liquidità migliore che altrove. Lei ha detto che il governo italiano presieduto da lei è il più bravo del mondo e che i provvedimenti presi hanno consentito e consentono agli italiani di stare meglio di tutti gli altri. Ha detto infine che grazie a lei il paese è economicamente e finanziariamente più solido e più in sicurezza. Caro Silvio, ma lei ci fa o ci è? Cioè, fino a che punto pensa di prendere in giro gli italiani? Mi viene da sorridere se non mi venisse da piangere, se non ci fossero 1 milione di cittadini italiani e di famiglie che stanno piangendo. Cioè, lei è la nuova Alice nel Paese delle Meraviglie o è il più grosso bugiardo della storia? Cioè, non se ne può più. Lei vive in un altro paese, vive in un bunker, racconta un'altra storia.